Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo tutorial de I soldi spicci. Sigla! Hanno un po' di entusiasmo! Oggi vi insegnerò come far dire alle vostre fidanzate: amore, scusami, hai ragione tu. Amore, dove l'hai messo il mio portafoglio? Amore, là! Amore, ma porca miseria, ma non l'hai visto che era là il cellulare? Poi quando io dico che tu hai la testa in aria come i Teletubbies, che ho torto, tu sei una Teletubbies. Non ho ragione, non ho ragione. Ok, adesso potreste trovarvi davanti tre tipi di donne con reazioni diverse. La prima, la donna cuoca, quella che si rigira sempre la frittata. Amore, parliamo da persone mature. Se il cellulare è messo qua, con un colpo di braccio cade per terra. Ma il cellulare qua non l'ho messo io, l'hai messo tu. Quindi di chi è la colpa? Mia. Bravissimo. La seconda è la donna Callas, quella che urlando raggiungerà tonalità epiche. Scusa! E la terza è la donna Niagara, quella col pianto a cascata. Ma non te la puoi prendere sempre! Mi ha fatto quasi una cosa, se l'amica è colpa mia che tu ogni volta mi dici che sono un Teletubbies. Io non sono un Teletubbies, ma come piace di Teletubbies! Questo telefono cretino che cade per terra! Ma se siete particolarmente sfigati, vi ritroverete davanti a voi quella donna che racchiude in sé tutte queste caratteristiche, la cosiddetta donna subuluda tallicale. Non mi veniva il nome. E quello che non dovete fare è essere sinceri. Amore, la vuoi sapere qual è la verità? La verità è che mi hai rotto le palle! Il torto è tuo! L'hai fatto cadere tu, hai torto! Come ti permetti? Come ti queste cose? Ma siccome la situazione vi sfuggirà di mano, seguite il nostro tutorial. Fatele un discorso a cazzo di cane, causandole un trauma da shock verbale. Amore mio, tu sei molto meglio di quello che sei diventata. Tu sei l'orgoglio di questo mondo indomito sommerso chiamato donna. Tu vai in fondo e vai in superficie e mai nel mezzo. E questo sta nel mezzo. Io lo so, la vita è dura. È una giungla famelica che si arrampica dai piedi fino a dentro le tue pupille. Ma se provi a guardare dentro te stessa, scoprirai che stai vivendo la vita di un'altra persona. Riscopriti, ritrovati, ritrova il tuo mondo e fa sì che il mondo ritrovi te stessa. Perché la tua essenza, che ha un valore, non è come questo cellulare effimero, nero, come la sua anima. Tu hai un'anima, tu hai un valore. Quindi adesso alzati, guardami dritto negli occhi e dimmi: amore mio, scusami, hai ragione tu. Amore mio, scusami. Hai ragione tu.